Il 5 giugno del 2021 erano stati due ignari fidanzati che passeggiavano in centro a Monselice. Era poi toccato ad un coetaneo malmenato dalla banda che, come unica colpa, aveva quella di indossare scarpe da ginnastica costose. Sono 11 giovani, quasi tutti di origine magrebina, italiani di seconda o terza generazione, collegati tra loro da legami di amicizia e talvolta parentali, individuati nel corso di un'indagine partita durante l'estate e condotta dai carabinieri della compagnia di Abano Terme e della stazione di Monselice. I ripetuti episodi, segnalati nelle vie della città, erano stati oggetto a inizio giugno con la anche di un presenza comitato anche per della la professione sicurezza e Penelope, l'ordine perché penso che pubblico, di un tratto presieduto dovrà dal prefetto di sicuramente Padova, Raffaele Grassi. evidenziato. Gli 11 agivano in gruppo e passavano velocemente dalle minacce alle mani per motivi banali o pretestuosi. Aggressioni legate anche a presunte gelosie. Un giovane che si era scambiato dei messaggi con la fidanzata di uno del gruppo era stato picchiato selvaggiamente rimediando una prognosi di un mese. Un altro era stato malmenato perché la sua auto era stata scambiata per quella della fidanzata di uno di loro. Anche i carabinieri nel mirino della gang. Due militari, infatti, sono stati aggrediti durante il controllo di tre giovani. I tre avevano anche tentato la fuga, ma erano stati bloccati. Su delega della Procura, i carabinieri, nella giornata di sabato, hanno eseguito 11 perquisizioni. Gli 11 indagati devono rispondere dell'accusa di associazione a delinquere finalizzata a creare uno stato di tensione e soggezione in altri ragazzi.